Non ho capito. Cioè, l'ha spedito a noi di Radio Libertà, radio tipicamente di centrodestra. E per accendere il camino. Ok, no, perché adesso non è ancora tempo, quindi. Però lei è avanti, quindi sa già che con il suo libro ci accendere. Che spiritosi! No, bisogna leggerlo, il libro della Slime va assolutamente letto, sono d'accordo. Oh, ci siamo letti quello di Vannacci 1 e 2 e non leggiamo quello della Slime. Dai, su, coraggio, passerà anche questo. E intanto firma copie. Noi siamo lì. Però non c'era tanta coda a firmare le copie della Slime. Devo dirti, c'era pochina gente. Come mai? Buongiorno, buon pomeriggio. Sammy Varin vestito da gelataio. Gelati, è la mia maglietta bianca imperversa. Piace, lo so, piace. D'altronde è sempre di nero, vabbè che siamo fascisti, però basta. Basta con sto nero, cambiamo un attimino. Potere al popolo tra un quarto d'ora, minimo, lo facciamo anche quest'oggi. Lo facciamo strano con le vostre telefonate, i vostri insulti, le vostre preghiere, meditazioni, quello che avete capito dall'incontro Trump e Harris, chi ha vinto, chi ha perso. Ormai Harris è diventata presidenta, è chiaro, ha già vinto 90 minuti di faccia a faccia, ma soprattutto Trump che è inciampato più volte su sta cosa che si mangiano i gatti. Oh signor piange, guarda che è vero comunque, che gli immigrati si mangiano cani, gatti, anatre, cioè perché qui in Italia Monfalcone non succedeva, ve lo deve dire Sammy Varin. È chiaro che questi mangiano quello che c'è da mangiare, no? Poi insomma la frase è quella: i Dem vogliono uccidere i bambini, ha detto così, i Dem vogliono uccidere i bambini, dice un po' potente, no? Chi arriva in America mangia i nostri animali. Parole sante, ma per me è vero. E poi hanno fatto il fact checking, quella cosa che mi fanno anche a me gli amici pidini che questa cosa che dite non è vera, eccetera, mi fanno il fact check perché loro hanno per forza ragione, no? E insomma non è vero che gli immigrati che arrivano in America mangiano cani e gatti, vanno dal McDonald's, che più o meno è la stessa cosa. Però certo non potremmo far finta di niente. Parleremo certo del duello in America, cos'è successo, chi ha vinto, chi ha perso, ma soprattutto parleremo della boccia, che mi combini, boccia, eravamo tutti lì ieri sera dalla Berlinguer, eravamo lì a dire adesso arriva la boccia, e invece la Berlinguer ha cominciato con il condizionale, no? Potrebbe non esserci, ma come si è incazzata la Berlinguer ieri che non è arrivata la boccia. Qui non si vuole fare la verità, si vuole fare altro, così avrebbe dichiarato la boccia, che ieri non ha parlato dalla Berlinguer, era lì ma non ha parlato. Chiaramente non gliela perdonerà. Pensa se va da Mentana, cioè. Rido per 6 mesi. Intanto certo Mediaset resiste all'assalto della Premier, coi fratelli Berlusconi adesso è guerra aperta. È chiaro che insomma Berlusconi, che ha detto, Berlusconi Junior of course, il suo papà non l'avrebbe mai detto, ci vuole più PD, e ci sta provando a farla entrare, ma in questo caso il cavallo di Troia della boccia, che doveva essere ospite ieri sera, ha detto di no, e chissà se ci penserà ancora un po'. Non gli sono piaciute le domande, forse, potrebbe anche darsi. La notizia più bella del giorno? Ve la do, ce lo abbiamo, ce l'ho qui, il candidato del centrodestra in Liguria è arrivato, lo sospettavamo perché sicuramente è il più in gamba, ce n'è qualcuno ancora più in gamba, però aveva altri compiti. È arrivato il candidato del centrodestra in Liguria, ne parleremo sicuramente domani, che c'è proprio la diretta con il filo diretto Liguria, ma io ve lo anticipo, voilà!
Luca Bucci, l'attuale sindaco di Genova, sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. Bucci, 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 chiaramente modello Genova, il ponte di Genova, un modello di lavoro importante che è piaciuto, meglio di Bucci, sinceramente, bellissima idea, e se la vedrà con l'Orlando del PD e secondo me vincerà a mano bassa senza problemi. Sammy Varini, che poi ci facciamo anche i problemi e qualcuno ce lo facciamo. Una buona notizia, sicuramente una buona notizia. E poi cos'altro? E poi certo, è certo, gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, signori. Ci state facendo un pensierino a prenotare Pontida? Ricordate il 6 di ottobre? Ci ritroviamo tutti sul Sacro Prato di Pontida in provincia di Bergamo? Cominciate a contattare la vostra sezione, perché sicuramente dalla vostra zona parte almeno un pullman. Arriveranno pullman da tutta Italia. Ma nel frattempo, questo sabato 14 settembre, per i leghisti celoduristi, per quelli storici della Lega, ma anche per quelli nuovi che vogliono capire un po' di storia di questo movimento davvero tosto e cazzuto, questo sabato 14 settembre c'è la festa del Monviso. Chiaramente per leghisti celoduristi, soprattutto per quelli della vecchia Lega, quelli che con l'ampolla, la cerimonia dell'ampolla, ragazzi, con Bossi che versa e poi Genova, sì, Venezia. Mamma mia, quante bagnate che abbiamo preso a Venezia, e versando poi l'ampolla nel fiume che arriva dal fiume del mare. Beh, fatto sta, tutto comincia alle foci del Po. E allora, dove nasce il Po, signori? Alla festa del Monviso a Pian della Regina, Crissolo, provincia di Cuneo. Se avete tempo e voglia, questo sabato 14 settembre si ripete la storia. Ore 10, ma soprattutto dopo c'è una bella mangiata. Chi arriva? Arriva Molinari, arriva Calderoli, arriva Bergesio e altri importanti esponenti della Lega. C'è un numero da chiamare, Paolo, 348 9211 671. Se questo è tutto un magna magna, signori, una bella occasione per mangiare insieme, ricordando i bei tempi, o se volete anche della secessione, progetto fallito ma comunque sempre nei nostri cuori, nel senso che ogni tanto la battuta ci sta e dice c'è un motivo per tutto. Chiamate Paolo, 348 9211 671, ma domani o dopo vi prometto che vi porto qualcuno che parli di questa festa del Monviso. Perché è storia, è la storia della Lega. La Lega di oggi però si ritrova il 22 di settembre. Dai, c'è tempo, ma è ora di parlarne. Domenica 22 settembre, il pranzo con la Lega per mettere i puntini sulle i su quello che ci sta facendo Forza Italia in questi mesi. Alcune regioni di sinistra sull'autonomia, insieme a Forza Italia, che comunque rompe un po' troppo le balle su questi LEP. Domenica 22 settembre si mangia con la Lega a Torino, ristorante Calaluna, Piazza Derna 238. Anche in questo caso non mancherà Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte, capogruppo alla Camera, ma chiaramente ci sarà tutta la Lega di Torino e del Piemonte. È finita? No, ancora Piemonte, signori, da mettere in calendario pure questo, perché in un'altra zona, in provincia di Cuneo, sabato 28 settembre, la festa provinciale della Lega a Cortazzone, centro sportivo cortazzonese. Una bella idea per mangiare e bere roba tradizionale, ma soprattutto ballare con il liscio e con un grande della musica che da sempre trasmettiamo su queste frequenze, fin dai tempi che ci chiamavamo Radio Padania Libera,
Piero Montanaro. Amici miei, Piero Montanaro curerà l'intrattenimento musicale con Marco Zeta, che ben conosciamo e salutiamo, ma naturalmente poi la parte politica con Molinari, Andrea Giacone, Fabio Carosso, consigliere regionale. Segnate giù se ci ascoltate da quella parte, sabato 28 settembre a Cortazzone, festa provinciale della Lega, e qui naturalmente siamo assolutamente in compagnia della Lega Piemonte, che non ci molla mai. Attenzione, perché da tutt'altra parte questo venerdì 13 settembre l'appuntamento è a Cantù. E qui siamo in Brianza, ma a 2 passi da Monza, da Milano, dalla provincia di Como. Signori, Cantù. Che succede? Il festone della Lega. Cantù in festa 13, 14, 15 settembre presso il Campo Solare, via Giovanni da Cermenate, Cantù, Como, ma arriva Matteo Salvini. Ore 20:30, venerdì 13 settembre, Matteo Salvini alla festa della Lega di Cantù. Ho detto tutto? No, manca ancora qualcosa, signori. Parlando di Pontida, signori, devo ricordare anche che i giovani si trovano a Pontida storicamente il giorno prima. Sabato 5 ottobre, quindi il giorno prima della Pontida nazionale di domenica 6 ottobre, sabato 5 ottobre a partire dalle 17:30, se siete giovani o diversamente giovani, ci troviamo sul Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo per fare il punto sulla situazione politica, ma soprattutto per ragionare con i giovani, da giovani, anche se magari non tutti lo siamo, per il futuro della Lega ed è il centrodestra. Segnate giù, sabato 5 ottobre, ore 17:30, a Pratone di Pontida, Bergamo, la Pontida dei giovani, che poi molti si fermano lì a dormire, sappiamo come finisce, e che come finisce, che si mangia, che si beve, non è che finisce in qualche modo. C'ho ancora l'ultima segnalazione, sì, che riguarda i giovani. Bergamo città, venerdì 13 settembre, questo venerdì, arriva il congresso dei giovani della Lega. Questo venerdì 13 di settembre presso Farina Company di Bergamo, ore 20:30, si cena con la pizza, dolce, caffè, se magna e se bev, ma soprattutto si fa il congresso per eleggere i nuovi responsabili giovani della zona. Congresso e cena, Bergamo città, Lega Giovani, venerdì 13 settembre presso Farina Co di Bergamo, ore 20:30. Qui mi fermo, ho detto abbastanza, no, potrei andare avanti per ore, ma vi do appuntamento tra 10 minuti, quando come ogni giorno parte ufficialmente la mia trasmissione Potere al Popolo, dalle 13 alle 15. A più tardi!